sempre stato il mio sogno sin da ragazzo, quello di mettermi alla prova per un viaggio del genere. Ho sempre voluto fare inizialmente il giro del mondo, però poi è più lungo come tempi e più dispendioso economicamente, e allora ho ristretto il giro e ho messo in questo giro tutto quello che volevo visitare nella mia vita da motociclista. Dove ti porterà questo viaggio? La prima tappa sarà in Costa Azzurra, poi da lì Camargo, dunque tutta la costa francese, tutta la costa spagnola, fino ad arrivare a Tarifa. Da Tarifa mi imbarco fino a Tangeri e farò tutto il giro del Marocco. Ritornerò su Tarifa e poi farò Portogallo, Spagna del Nord, tutta la parte nord d'Europa, Norvegia, Capo Nord. Capo Nord sarà il punto più lontano del mio viaggio, per poi scendere dalla Finlandia fino a Estonia, Lettonia, Lituania, cioè Paesi Baltici, Polonia, Slovacchia, Romania, Ungheria, Bulgaria, Turchia, per poi tornare su Grecia, Albania, e mi imbarcherò poi da Dubrovnik per Bari. Cosa lasci partendo? Lascio la vita di tutti i giorni, lascio la mia compagna qui a casa, poi ci vedremo ogni tanto nei vari punti del percorso, durante il percorso. Lascio il mio lavoro, che mi sono appunto dimesso dal mandato, sono agente di commercio, per fare questa esperienza di vita, e poi vedremo quando torno. Sarò sicuramente una persona diversa, perché è un viaggio più dentro che fuori, cioè sì vedere i posti, sì conoscere gente, proprio voglia di mettermi in gioco, di vincere le ansie che ognuno di noi ha nel profondo e anche in superficie, e ritornare diverso e migliore anche. Gli amici ti seguiranno, oltre ad averti accompagnato nella partenza, ti seguiranno anche per tutto il cammino e potranno farlo anche da casa, via internet, sapere e vedere i posti che toccherai. Sì, certamente, io ho un blog che è motoviaggiando.com, e poi sia su Facebook che su Instagram un profilo che è Motoviaggiando.